con Filippo Pavoni al termine del pareggio. Allora, partiamo dal primo gol, che forse è quello un po' più incriminato, ecco. Sì. Probabilmente l'avevi letta fuori. Sì, sì, è stato un mio errore, chiamato palla fuori, ma è una cosa che non deve succedere, soprattutto perché ha dato spazio, diciamo, alla loro grinta che fino a quel momento li abbiamo messi sotto in qualsiasi aspetto del gioco. Parte tutto dal mio errore, ne sono consapevole, adesso abbiamo un'altra settimana davanti importante e continuiamo la nostra corsa. E appunto parlavi di questo errore, però sicuramente poi a mancare è stato forse anche un po' l'atteggiamento della squadra, che nel secondo tempo non è stata la stessa della prima, perché se nei primi 45 minuti aveva dato modo, sembrava poter portare a casa questo risultato, poi c'è stato forse un blackout inaspettato. Sì, però come ti ho già detto, secondo me devo fare un grosso mea culpa perché ho dato il via a tutto, poi vai in difficoltà, qualsiasi cosa, le cose non vanno come andavano quando eravamo a inizio partita e ti trovi a doverla pareggiare all'ultimo e perdere punti. Comunque testa bassa e pedalare per la prossima. Sì, sì, assolutamente, abbiamo tutto il campionato davanti e non dobbiamo permetterci altri passi falsi.